La frenata improvvisa, poi il terribile impatto è una scena che i presenti non potranno dimenticare: il corpo della donna sbalzato sull'asfalto dopo il violento urto con l'auto. Le condizioni di Gina Cecchin, 77 anni, erano già gravissime quando i sanitari del SUEM sono arrivati d'urgenza in via Vivaldi per soccorrerla. Tanto gravi che l'anziana non ha fatto nemmeno in tempo ad arrivare all'ospedale, spirando nell'ambulanza. Una tragedia consumatasi in pochi istanti tra via Vivaldi e via Borgo Treviso, quando stamane alle 10:30 Gina stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, ed è allora che una Fiat 500 condotta da un 21enne di Fonte si è materializzata improvvisamente davanti ai suoi occhi. Da stabilire l'esatta dinamica della tragedia. Di fatto lo scontro è stato inevitabile e la 77enne è finita sull'asfalto. Fatale per la donna l'aver battuto violentemente la testa contro l'asfalto. Immediato l'allarme dei presenti. Sul posto, oltre al SUEM, la polizia stradale di Castelfranco e anche la polizia locale, che ha chiuso al traffico la strada per consentire i rilievi degli agenti. Il 21enne alla guida dell'auto è ora indagato per omicidio stradale.